Una delle prime cose che mi hanno detto Luisa, Rosa Maria, presentandomi la mamma, sia stata, e cito le parole testuali di Luisa, proprio questa qui. Mi hanno detto: ciò che mi dà forza è pensare che lei ora torna ad abbracciare la sua amata Iole. Una celebrazione semplice, piena di amici e conoscenti, ma anche cittadini vicini al dolore che ancora una volta colpisce la famiglia di Marisa Rossi Tassitani, già devastata per la drammatica vicenda di Iole, rapita e poi brutalmente assassinata nel 2007 dal falegname di Bassano del Grappa Michele Fusaro. Una vicenda che aveva scosso l'intera comunità di Castelfranco e che oggi si è stretta intorno ai familiari vistosamente provati da questa nuova perdita. Marisa, una donna forte fino all'ultimo respiro, una donna coraggiosa, un vero pilastro per il marito Luigi, sia nel lavoro che nella vita, per tutta la famiglia, anche nei momenti più bui, nei momenti più duri, in questi ultimi 15 anni. Una donna riservata, dai modi gentili e garbati, mai sopra le righe, molto conosciuta a Castelfranco perché attiva nello studio notarile del marito Luigi, con cui era sposata da 58 anni. Nell'ultimo periodo era stata più volte ricoverata all'ospedale di Castelfranco ed era stata dimessa da poco. È spirata a 79 anni, immersa nell'abbraccio affettuoso dei suoi cari, che l'hanno accompagnata tutti insieme nel suo ultimo viaggio, stretti nel commovente abbraccio di una intera città che non li ha mai lasciati.